Bene, allora, se avete voglia di passare l'estate in compagnia di amici fidati, cioè che vi potete proprio fidare, vi affidate così e siete sicuri, questa è la televendita che fa per voi, perché ci sono i nostri amici fidati, Solari Bilbao, eccoli qua, tutti clinicamente testati e tutti con filtri solari stabili alla luce contro i raggi che scottano, UVB, e quelli che invece invecchiano la pelle, UVA. Quindi ricordatevi questi nomi, proteggono molto più a lungo e sono delle vere creme di bellezza questi Solari Bilbao. È un'occasione veramente da non perdere. Adesso le 50.000 lire più spese di spedizione potete scegliere i solari che insomma sono più giusti per voi. Perché? Perché questi solari Bilbao abbronzano di più in fretta e la vostra pelle è più protetta. Guardate. Solari Bilbao, abbronzano di più in fretta. La bronzatura con Bilbao è rapida e perfetta. La pelle abbronzatissima e in più sempre protetta. Tu prendi il sole in montagna, in piscina, al mare. La pelle con Bilbao non rischia di bruciare. Solari di Bilbao clinicamente testati. La tua pelle è bella e pronta per l'estate. Solari Bilbao, abbronzano di più in fretta. Il vostro balletto rimarrà nella storia, ne sono sicura, come rimarranno nella storia le nostre nuotatrici che sono pronte in piscina a ripescare il Solari Bilbao che io ho prontamente tirato sul fondo. Quindi ragazze, immersione al mio 3, 1, 2, 3, vai! Eccola qua, appunto, immersione rapida più o meno. Qualcuna, ecco, è riemersa per fortuna ed è Sandra, la ragazza Bilbao di oggi. Ha trovato Bilbao Bimbi, un solare specialissimo per bambini, ha il fattore di protezione altissimo, quindi non si scioglie in acqua e basta una spalmata e poi se i bambini corrono dentro e fuori dall'acqua come fanno spesso perché giocano, ma siete tranquilli tutto il giorno, non si toglie. Cosa volete di più? Che vi propongo un'offerta e allora seguitemi, andiamo. Eccovi accontentati ragazzi, avete un'ora di tempo e i primi 30 che telefoneranno a questo numero potranno acquistare a sole 50.000 lire più spese di spedizione. Che cosa, cara Roberta? Un solare Bilbao. E a proposito vi devo dire una cosa, lo sapete che in una trasmissione che si occupa della tutela dei consumatori, Bilbao burro cacao fattore 6 è il risultato miglior acquisto per il miglior rapporto qualità-prezzo. Ecco. E poi un Bilbao anticellulite per prendere il sole e perdere il brutto effetto buccia d'arancia. Ecco, esatto. Ed anche uno shampoo Docce Ice per non lavare via la bronzatura. Bene, freschissimo alla menta. Un gel sole mare per avere i capelli bellissimi anche dopo il bagno. Oppure a scelta un gel oil. Il mitico. Brava. Un deo Bilba a scelta tra i profumatissimi o gli antitrasparanti a lunga durata, ovviamente. Poi delicatissimi sulla pelle grazie all'estratto di camomilla. E per finire una borsa mare oppure una fluida corpo idratante Bilba che vi spetta perché avete acquistato un deo Bilba più 2 prodotti Cadei. E questa è la grande promozione 95! Bene ragazzi, è l'offerta dell'estate, quindi voi approfittatene. Noi vi abbiamo veramente detto tutto. E cosa dire di più? A presto con i nostri amici. Roberta, diciamolo insieme, i Solari Bilbao che abbronzano di più e più in fretta. Ciao! Solari Bilbao, abbronzano di più in fretta. Vorrei per cortesia entrare nel mio televisorino, ormai è il mio vestito preferito questo. È così, sto benissimo. Allora, da qui vi dirò gli aggiornamenti. Attenzione, la mia casa virtuale è questa ragazzi. E allora, vedete, 4 pareti piccole, 2 altoparlanti, perché questo è stereo, comunque la mia casa se permettete è stereo. E quindi vediamo cosa è successo, i risultati provvisori. Vediamo, terzo posto, chi c'è? Deborah Natale con 16.895 voti. Al secondo posto Alessia Pavan, 18.353, cose del genere. E infine al primo posto provvisorio Viviana Bertia con 22.827 voti. Allora, io vorrei fare ora un piccolo e breve, potete andare, grazie, scusate, ero rimasta qui, un piccolo e breve percorso attraverso le nostre vecchie amiche, quelle che sono venute a trovare oggi. Vecchie, insomma, va per dire naturalmente, sono tutte poi insomma giovani. Ecco, vedo qui una ragazza curiosa con la magliettina verde.
Allora, lei scusi, mica per farmi gli affari suoi. Lei che cosa faceva qua? Beh, io ero la protagonista. Innanzitutto si tenga il microfono. Io ero la protagonista quando non c'era lei, Ambra. Io ero Cenerella, Cenerentola. Ah, è vero! Riccardo Rossi! Oh, Ambra! Poi è passato alle acque. Poi sono state le acque Le termali, acque. ambule di tutti i Di tutti i tipi. tipi, basta che siano Esatto, acque. basta che siano Però acque. scusami, ora so che, insomma, così so che fai ora come dire, uno speciale. Sì, sto creando uno molto speciale, un simpatico. appendice, perché Ah, un così appendice, possiamo dire bene che in realtà non è la Rai. Sì, certo, questa è l'ultima puntata, ma c'è questa piccola appendice che si intitolerà Fiori d'Arancio non è la Rai. In Fiori quanto d'Arancio. Antonella, Ecco. che come abbiamo visto, abbiamo sentito prima, si sposa tra poche pochissimo, ore, ore, sono insomma, è l'ultima, vediamo, sono 2 ore ultime da nubile. Sta passando ora e noi stiamo preparando questo special che non appena sarà montato andrà in onda su questa stessa rete in orario e giorno da definirsi. Bene, poi so che c'è Bene. anche un progetto futuro per te Sì. che riguarda matrimonio. Matrimonio. Non il tuo, ma in Ah, ecco, no, generale. speravo mi fosse stato organizzato anche quello, veramente, perché io sto ancora No, in cerca quello no. del principe. Guarda, qui tutti organizzano tranne i matrimoni, mi Ah, vabbè, dispiace. va Caro, bene. proprio, guarda, forse qualche divorzio possiamo organizzare. Divorzio, bene, bene. Più anche originale, divorzio. più Sì, più divertente. originale, più facile. Va bene, allora, te ne è permesso, Yvonne. Io devo dire che quando c'era Yvonne io non c'ero. No, io non ti c'ero. conoscevo. Non ci conoscevamo. Non ci siamo Però conosciuti. insomma io ti guardavo, sapevo, e rimanevo affascinata da questo primo piano di Yvonne che giocava con i bambini. Con i le cose. bambini, sì. Però Ora cosa fai, Yvonne? adesso continuo a fare l'attrice, ho fatto teatro, ho fatto un sacco di altre cose e poi ogni tanto vi vengo a trovare, ti seguo, sei bravissima. Devo dire Grazie. che hai una grinta, bravissima, vero? Bravissima, canta, basta. Quindi adesso lo stai facendo? Adesso niente. Per il momento, Niente, però. mi riposo, studio, sto studiando. Aspetti gli eventi, insomma. Aspetto gli eventi, questi eventi che non succede mai niente, onestamente. No, succede poco, Vabbè, ma, però insomma vedrai che qualcosa sì, succederà. qualcosa succede. Sicuramente. Speriamo. No, ci sono un sacco di cose, però insomma, non Appunto. ho ancora firmato, poi sono scaramantica, dunque non devo dire. Ecco, lo so, va bene. Grazie, Grazie Yvonne. mille. In bocca al lupo. Ciao, grazie per essere crepi, venuta. crepi. Ciao. Noi continuiamo a viaggiare. Samantha, arrivo da te. Samantha, dici, cosa succede, Samantha? Sì, io sono a Milano ora, Sì? E che cosa fai? lavoro nella moda, anche se non è che mi piaccia poi tanto. No. Non lo dire che ti dice? Non No, perché Insomma, non ti piace filo, tanto. showroom, cataloghi, tutte queste cose. Una modella praticamente. Una Però modella, lavori. ma sì, lavoro. Però lavori, sto questo è lavorando. importante. Mm. Va bene, quindi siamo contenti. Bene. Complimenti e in bocca al lupo. Crepi. Anche a te. Andiamo ancora avanti. Ah, Gaia, scusami, io ti ho passato perché c'era Riccardo Rossi che ha rubato il posto. Tieni, Gaia, dimmi, dici qualcosa. Rossa, lei? Rossa, mi mantengo sempre rossa. E niente, che faccio? Lavoro, studio, mamma non ti preoccupare che studio, giornalismo e lavoro in un ufficio stampa della Federazione Pugilistica Italiana, quindi grosse botte dalla mattina alla sera, sì. Botte. Senti, il bambino come sta? Ah, il bambino sta bene, io ho divorziato, Ah, sì? nel frattempo mi sono sposata, non siete venuti al... No, naturalmente stiamo scherzando, Avevo invitato stiamo tutti. scherzando, non è vero assolutamente. Non è neppure fidanzata, Gaia, ormai sei tra le dimenticate. Io no, ormai sono così sei vecchia al di che sopra di non- queste bassezze, vero? Non è che non ci vuole nessuno, non ci interessa. Non ci cioè, interessa, al di ma non ci sopra. vuole, noi siamo al di Ma sopra. sì, vabbè, over, esatto, Over, Riccardo over. ormai over. Siamo Over tutti and superiori, over. va bene? Sì, benissimo. Grazie Gaia, perché Prego. in bocca al lupo, passiamo avanti. Mica 40 abbiamo già detto tutto. che farà cose importanti Cose e quindi importanti. che dobbiamo dire di più? Niente. Passiamo Va avanti. bene? Passiamo avanti. Allora, Emanuela! Ciao. Emanuela Panatta! La vecchia Emanuela! Allora, Emanuela, senti, insomma, cosa posso dire? Che approfittando del fatto che qui, insomma, non era tantissimo controllata, si è fatta Enrico sulle labbra, giusto? Per vendetta si è fatta Enrico, che è vietatissimo proprio, molto vietato. Si allora, vede? Beh, insomma... Insomma, Manuela, si vede. Vabbè. Si vede solo quello, guarda, si vede il rigo e basta. Il
infatti dicono, uno ha telefonato, ma chi è quella ragazza con Rigo? E Ah. sei tu a questo punto. Allora Emanuela, dici qualcosa. In questi giorni sto finendo gli esami di scuola. Ah sì? Cosa Sì, studi? liceo linguistico. Bene. E niente, stanno andando bene, almeno per il momento. Poi sto preparando uno spettacolo, cioè adesso ho finito di prepararlo, che andrà quest'estate, luglio-agosto in Italia, e poi forse partirò anche in tour all'estero. Ah, quindi una cosa importante. Ci sono anche stata quest'inverno un mese. Beh, San Marino, questi posti qua, no? Fuori dall'Italia. Va bene, grazie Emanuele, in bocca al lupo anche a te. Purtroppo il tempo non è, già che abbiamo già detto tutto, Gollini sappiamo, studi, cose, futuro, radiosi. Martina, cara Martina. Allora, Martina era microscopica quando venne qua, vero? Non che ora sia un gigante, però insomma molto più grande. Quanti anni hai Martina? 7 e mezzo. 7,5? Reale? Un po'. Insomma. Allora Martina, cosa fai tu? Vado a scuola. Studi? Certo, io l'ho fatta apposta, cosa vuoi fare a 7,5? Vai a scuola, vai bene tra l'altro, no? Sì. Senti, ma qual è la materia dove soppichi un po'? Italiano. Italiano, italiano, Va bene Martina, grazie, insomma ti diverti però, no? Sì, sì. Sei contenta di essere venuta qua? Sì. Senti, ma tu ci guardavi anche dopo quando sei andata via? Cioè, Sì. continuato a guardare? Sì. Lei era una grande fan, devo dire, mi ricordo di Miriana, vero? Tu proprio adoravi Miriana. La guardi ancora? Miriana non è venuta e si scusa perché è fuori Italia, quindi non poteva venire. E Antonella e Elia, le due ragazze che mancano perché erano occupate, chi per lavoro, chi per la vacanza, insomma, non ci sono. Tu te la ricordi Miriana però, no? La Sì. guardavi a Striscia la Notizia, la guardi ancora? Certo. Sì, certo, ovvio Martina. Grazie Martina, ti ha fatto piacere vederti. E adesso? Cosa si fa? Cosa si fa? Vediamo, c'è ancora tempo? Non si sa, forse no, il tempo è terribile, mi dicono il tempo. Volevo sentire però Francesca Francesca Bertinelli, dov'è la devo trovare? Anche, è qui dietro, Francesca puoi anche uscire se vuoi, ecco qua, Francesca non si fa trovare, non c'è tempo. Francesca, Cosa vuoi da me? volevo sapere qualcosa, so che dopo canti, però volevo domandarti una cosa. Senti, allora, guarda, inventiamo la canzone. Era presa per me, l'amore canti tu adesso, dato che sei già qua, lo scusa. sapevo io. Cosa fai? Studi? Io so che tu studi. Sì, studio. Vero? Liceo linguistico. Ah, Come bene. Manuela. Bene, è andato tutto bene? Tutto bene. Tutto benissimo. Sì, come bene, no. sono contenta. La canzone è Mandy. Ti trovo molto bene. Grazie. Hai, insomma, ripreso qualche chilo. Come no, hai visto? Questo ti fa bene. Sì, ho fatto una cura ingrassante. Molto bene. Giusto. E com'è questa cura ingrassante? Vorrei farla anch'io, ma... Mangiare dalla mattina alla sera. Ah, vabbè, Senza allora fermarsi mai. segnatevi, domani farò questa cura. Vabbè. Pure? Sì. Problemi? Allora, Francesca, pronta con la canzone? Come no? Mandy. Oh, Mandy.
proprio il tempo è quello che è, purtroppo. Puoi andare. Vedi, le fa così. Bravo, potremmo parlare ore come mi piacerebbe parlare con voi ragazze, però il tempo è quello che è. Pamela! Una canzone struggente e ora attenzione perché questa canzone è struggente e si chiama, anzi si intitola perché è un titolo, sì. Lo diciamo? Diciamolo, ma sì, va. Another Night. Vai. All my friends have passed when I'm shattered. To find you, but I don't feel like it now, so don't look behind you. You better face it, I want my calling. I hear my stride when it hit me the falling. I'm gonna make it. Oh, another night without you. Hey, another night. I know I can get through. Another night. It's only another night. I won't be lonely. Another night. Another night. Another night. Ain't much. Another night without your touch. And when the music is loud and the people are free, I'm gonna say oh now. I won't be just gonna stand around for just another night. Oh yes I am. Another night. Another night without you. Hey, another night. I know I can get through. Another night. It's only another night. I won't be lonely. Another night. Another night. Another night. Ain't much. Another night without your touch, yeah. Bene, brava Pamela, molto bene, grazie. E ora Laura Freddi! Stavolta ti presento io! Sono un pezzo di Battisti, vero? Sì, però Battisti? dei vecchi tempi, avrai una voce Sì, una voce di piccola. pipì, Molto sì. piccola, sì, però. Vabbè, però insomma è un ricordo, È un sempre un ricordo, bellissimo, giusto? uno dei ricordi poi più vecchi perché era la prima volta che Gianni Boncompagni mi diede la possibilità di cantare. Allora ricordo proprio! Ma Bonolis, non è vero che tu Eccolo, che c'è spunta del come il tenero. prezzemolo, io non ne voglio parlare, non ne Paola, voglio parlare. così. Niente, Bonolis. Bonolis non esiste. Bonolis è in mezzo alle donne, cosa devo dire? Beato, infatti. Beato tra le donne. Allora, beh, anche noi però non scherziamo qua, voglio dire. Noi siamo amiche. Vabbè, ovvio. Lui Vabbè. lo spero sia amico, solo amico. Non lo so. Non si può mai dire, sai, questa vita così. Fidati, cara. Mi fido Fidati. ciecamente. Va ma... bene. 7,40, che non è la denuncia dei redditi, ma è... Posso farmi un po' di pubblicità, visto che siamo su Italia 1? Eh. Martedì sera alle 20:40 Festival Bar. Ogni tanto Come ci no? si vede, ogni Come tanto. no? Certo, Grazie, certo. grazie. Martedì sera 20:40 Festival Bar, c'è anche Laura, va bene? Ci sono anch'io ogni tanto. C'è, la presenza c'è e si sente. Attenzione Laura, vai, sei pronta? 7:40. Canta, vai. Non fermarti, c'è un treno che parte alle 7:40.
abbia fin da ora già bisogno di te. Presto, 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 presto. Eppur mi son scordata di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lui era bello però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione nasce da una distrazione, era un fuoco, non era un fuoco. Non piacere salame dai capelli verde rame, è solo un gioco e non è un fuoco. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da la distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da la distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da distrazione, che nasce da. Brava Laura, complimenti. Mamma mia, che proprio treno, non ero bella abituata. questa canzone, Un è treno bellissima, veloce. molto brava poi, Grazie. hai ballato un sacco. Bella e brava, veramente, Grazie non si dice in infinite. questi casi, quando si dice, scusa. Va bene, adesso stop al telefonato della gara degli stilisti e a fra poco per la Quanti programmazione secondi, quanti minuti? dello stilista del secolo o dell'era, forse questo non l'ho deciso ancora, ma lo Dell'era, deciderò. dell'era. La dell'era. La dell'era, meglio. Va bene ragazzi, a tra poco.